Questo pezzo di trave arrugginita del World Trade Center, incastonata nel monumento sulle rive delle porte contarine di Padova, è un segno tangibile della memoria che a distanza di 20 anni non smette mai di ricordare uno dei giorni più tristi della storia contemporanea. L'11 settembre del 2001, in quei 102 minuti dal primo attacco aereo fino al crollo delle Twin Towers, il mondo cambiò e il terrorismo provocò oltre 2.900 vittime. In questo luogo di memoria e luce, realizzato dall'architetto Daniel Libeskind, Italia e Stati Uniti hanno reso omaggio ai connazionali morti. L'11 settembre ha cambiato per sempre le nostre vite, ma ci ha resi più uniti come popolo, ha spiegato Matthew Gomlak, comandante dell'esercito americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. La città di Padova ricorda e ribadisce il legame con gli Stati Uniti d'America. Ha un significato importantissimo. Amicizia nei confronti degli Stati Uniti, ma non solo, ricordo tutte le vittime. Ricordo anche di quello che sta succedendo in questi giorni, perché veramente vediamo scene incredibili e strazianti. E c'è una vicinanza anche sotto tanti aspetti tra i caduti delle Torri Gemelle, quando si buttavano giù e gli afghani cercano di fuggire aggrappati ai carrelli, cioè veramente bisogna fare delle riflessioni, capire se veramente si può portare la democrazia in un paese con la guerra. A distanza di 20 anni il terrorismo fa ancora paura, gli occhi puntati sull'Afghanistan con i talebani tornati al potere, ma anche sul nostro paese e sui possibili obiettivi sensibili. Il pericolo terrorismo è un pericolo attuale, ancora più attuale dopo poi quello che abbiamo visto succedere in Afghanistan. Il rischio zero non esiste, ma l'attenzione è altissima.